Ha preso il via la 19ª legislatura. La Russa ha eletto Presidente del Senato senza i voti di Forza Italia. Non sono bastate 3 votazioni per eleggere il Presidente della Camera, le mozioni dei parlamentari della Regione. Il caro bollette sta stritolando sempre più famiglie, molte delle quali non riescono a pagare. Federconsumatori lancia da Palmanova un appello al governo chiedendo un fondo di solidarietà e un osservatorio regionale. Oltre 7.000 edifici riqualificati per 1 miliardo di euro di detrazioni fiscali, sono i numeri del super bonus in regione. Il Movimento 5 Stelle chiede al nuovo governo di rendere strutturale l'incentivo. Si chiama Betty ed è un border collie che fa bene alla salute. Insieme al suo padrone, il medico veterinario psicologo Paolo Zucca, cura bimbi e anziani con deficit psichici e motori. La gara dell'Olimpico sarà aperta e ricca di gol, a dirlo il doppio ex della sfida tra Lazio e Udinese Stefano Fiore. Intanto Sottil studia cambi in mediana, in difesa resta il dubbio Beccao. Buonasera a tutti voi da Telefriuli e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia è il nuovo presidente del Senato. Non sono invece bastate le 3 votazioni di oggi per eleggere il presidente della Camera. Ha preso ufficialmente il via questa mattina la 19ª legislatura, aperta dai presidenti provvisori Ettore Rosato alla Camera e Liliana Segre al Senato. Ignazio La Russa, come detto, è il presidente del Senato con 116 voti. Alla votazione delle 14, la seconda, i senatori presenti erano stati 187, i votanti 186, la maggioranza richiesta era di 104 voti e La Russa ne ha ottenuti 116. Da Forza Italia solo 2 voti di Casellati e Berlusconi, mentre 16 senatori forzisti non hanno votato. Di fatto La Russa è stato eletto con il soccorso dell'opposizione. Un comportamento grave, hanno detto, dal Partito Democratico. Non siamo stati noi, ha dichiarato Renzi. La Russa ha portato un mazzo di rose bianche per Liliana Segre, applausi dai banchi del centrodestra, Forza Italia compresa, applausi più tiepidi anche dai banchi dell'opposizione. Palese l'insofferenza dei senatori di Fratelli d'Italia nei confronti dei colleghi di Forza Italia e momenti di tensione in aula tra La Russa e Berlusconi. Nel pomeriggio terza fumata nera invece per la presidenza di Montecitorio. Alla fine della conta, poco dopo le 18, le schede bianche erano 357 su 377 votanti. Si riprenderà dunque domani alle 10:30 con la 4ª votazione. In questa giornata è stata tanta l'emozione per i parlamentari eletti in regione. Una giornata di emozioni personali ma anche politiche. Il primo giorno di insediamento di Senato e Camera della 19ª legislatura è stata contrassegnata a Palazzo Madama dall'elezione del presidente Ignazio La Russa, eletto però senza i voti di Forza Italia. Ad aprire la seduta, in qualità di senatrice più anziana, Liliana Segre, perché è indisponibile il presidente emerito Giorgio Napolitano, ma c'era anche un pezzo di Friuli Venezia Giulia, visto che Francesca Tubetti, come più giovane dell'Aula, ha fatto parte della segreteria. È stato un primo giorno intenso, ha detto Tubetti, ed è stato un onore per me e per tutto il territorio che rappresento, una bellissima giornata per Fratelli d'Italia e per l'elezione di La Russa al primo tentativo, al di là di tutto. Tatiana Roitz, al secondo mandato al Senato, ha sottolineato invece il discorso di Segre. È stato come l'accendersi di un faro nella notte, tra guerre, crisi economiche e sociali e ridiscussione di diritti fondamentali. Il richiamo ai valori fondanti della Repubblica non poteva trovare interprete più autorevole e umanamente profonda della nostra più illustre collega, ha concluso la senatrice del PD. Anche alla Camera è stato protagonista il Friuli Venezia Giulia, con la seduta aperta dal presidente provvisorio in attesa dell'elezione del presidente definitivo, Ettore Rosato, non eletto in regione in questa tornata elettorale, ma il più anziano tra i vicepresidenti rieletti. Nel suo breve intervento ha ricordato l'ex presidente Roberto Fico e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Primo giorno da deputati anche per i neonorevoli Graziano Pizzimenti e Isabella De Monte. È stata un'emozione unica, ha sottolineato l'ormai ex assessore alle infrastrutture della Giunta Federica. Ero già stato al Parlamento altre volte, ma farlo come deputato, sedendosi sugli scranni nei quali è stata scritta la storia, è un'emozione grandissima, ha chiuso l'esponente del Carroccio. È passata dal Parlamento europeo alla Camera invece Isabella De Monte, eletta nelle file di Azione Italia Viva, che parla di una maggioranza già in fibrillazione e aggiunge: lavorerò per gli italiani in questo momento difficile tra crisi economica e caro bollette.
Molto commossa al Senato Liliana Segre, che ha ricordato anche una particolarissima circostanza legata proprio al mese di ottobre. Nel 1938 infatti fu costretta dalle leggi razziali a lasciare i banchi di scuola. Oggi si è seduta sullo scranno più importante al Senato. Palazzo Madama ha tributato una standing ovation a Liliana Segre, che in quanto senatrice anziana presiede la prima seduta. Oggi sono particolarmente emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva, ha detto. In questo mese d'ottobre, ha proseguito, nel quale cade il centenario della marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad una come me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica. E il valore simbolico, ha continuato Segre, di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre ed è impossibile per me non provare una sorta di vertigine ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco delle scuole elementari, oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato. Questa sala per me è di grande commozione, mi fa pensare all'importanza della nostra bellissima Costituzione repubblicana e in particolare voglio ricordare l'articolo 3 che ha voluto dire moltissimo nella mia vita. Un fondo di solidarietà a sostegno delle tante famiglie che sono in difficoltà a causa del caro bollette. L'appello è stato lanciato oggi a Palmanova dal presidente nazionale di Federconsumatori. Rateizzazione delle bollette, blocco delle sospensioni di fornitura per morosità a beneficio sia delle famiglie che delle microimprese, misure e fondi straordinari per sostenere gli utenti più in difficoltà. È il pacchetto di misure che Federconsumatori, assieme alle principali associazioni di tutela degli utenti, sottoporrà al governo e al Parlamento per far fronte al caro energia. A lanciare l'appello dalla nostra regione il presidente nazionale, Michele Carrus, presente a Palmanova il consiglio direttivo dell'associazione regionale. In modo particolare noi chiediamo l'istituzione anche di un fondo di contrasto della povertà energetica che colpisce l'8,8% delle famiglie italiane. Sono già 5 milioni e mezzo di persone che fanno difficoltà a cucinare il cibo, a riscaldare o rinfrescare casa, a conservarlo in frigorifero. Quindi si tratta di questioni che sono veramente molto importanti. Poi chiediamo una serie di misure che sono utili e funzionali a tenere sotto controllo i prezzi dei beni energetici, dalla riforma del sistema di formazione del prezzo alla conferma del mercato tutelato e al contrasto delle attività di tipo speculativo, cominciando anche a tassare e a requisire totalmente i super profitti che le grandi compagnie hanno realizzato per utilizzare quelle risorse proprio per realizzare interventi di solidarietà. A preoccupare Federconsumatori sono le difficoltà legate alle bollette e l'inflazione che porteranno le famiglie a spendere circa 2.600 euro in più all'anno. E Federconsumatori chiede anche un osservatorio regionale sulle situazioni di crisi, accogliendo con favore l'ecobonus della regione, ma chiedendo interventi immediati per chi non riesce a pagare le bollette. Un osservatorio regionale per tenere monitorata la situazione emergenziale legata al caro energia. Questa è la richiesta di Federconsumatori FVG, che plaude al recente annuncio del presidente Fedriga sul varo dell'ecobonus regionale da 100 milioni per l'efficientamento energetico delle case, ma chiede soluzioni immediate. Senz'altro è un'iniziativa positiva, quindi tutti gli aiuti che oggi possiamo verificare essere intervenuti nel mitigare, nel cercare di alleviare un po' le preoccupazioni e i problemi di tutti i consumatori, della gente così in generale, è senz'altro positivo. Ecco, ma a me premerebbe un pochettino rimarcare un aspetto, perché tante volte abbiamo nell'emergenza delle emergenze ancora più gravi e ci tengo molto a mettere in risalto questo aspetto. Noi oggi, con tutti gli strumenti possibili, dobbiamo far sì che si evitino i distacchi alle persone, i distacchi dell'energia, perché è un fenomeno comunque che riscontriamo essere fortemente in incremento e questo non può essere assolutamente tollerato, ma questo vale sia per le famiglie che per le piccole imprese. Quindi è necessario comunque, proprio per la tenuta sociale di una collettività, che ci sia
una sorta di risposta per le persone, perché oggi molti si stanno abbandonando a una sorta di disperazione. Prima che arrivino gli interventi, intanto... Tra le priorità anche il varo di misure compensative per i cittadini vittime di truffe, abusi e ritardi nell'accesso al superbonus, una stretta contro l'aggressività del marketing telefonico e i contratti indesiderati. Oltre 7.000 edifici riqualificati per 1 miliardo di euro di detrazioni fiscali. Sono questi i numeri aggiornati per quanto riguarda il superbonus in regione e il Movimento 5 Stelle chiede al nuovo governo di rendere strutturale l'incentivo. Le cifre sono significative nonostante i molti ostacoli testimoniano l'effetto shock nell'ambito dell'edilizia. Il superbonus, voluto dai 5 Stelle in fase di revisione da parte del nuovo governo, resta al centro del dibattito politico nel giorno dell'avvio della nuova legislatura. In Friuli Venezia Giulia il report di Enea aggiornato al 30 settembre 2022 ci dice che si è superata la cifra di 1 miliardo e 100 milioni di euro di detrazioni previste a fine lavori, di cui già conclusi per una cifra attorno agli 810 milioni di euro, per un totale di 7.500 edifici oggetto di questi interventi tra condomini, edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti. Questi numeri dimostrano che la misura deve necessariamente essere prorogata per garantire di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall'Europa, per eliminare le fonti fossili e quindi abbattere, se non azzerare, il costo delle bollette. Inoltre proporremmo di introdurre per le imprese un'agevolazione tramite credito d'imposta che preveda l'applicazione della cedibilità per gli investimenti in risparmio energetico e impianti di produzione da fonti rinnovabili, estendendo questo meccanismo anche ai crediti d'imposta che caratterizzano il piano Transizione 4.0. E di superbonus con i consigli in vista delle scadenze di fine anno si parlerà questa sera dalle 21 nell'appuntamento con Economai FVG a partire appunto dalle 21 in prima serata. In studio il dottor commercialista Alberto Maria Camillotti, la presidente di Consumatori Attivi Barbara Puschiasis e il segretario generale di Confartigianato Udine Gianluca Gortani. Continua la corsa delle aziende ai contributi regionali per sostenere le spese di gas e luce. Alle 15 di oggi il numero delle richieste aveva superato quota 4.500. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, che ha annunciato nuovi interventi oltre ai 40 milioni messi a disposizione da una platea di circa 39.000 piccole aziende. Nella prossima manovra, dice Bini, ci saranno 5 milioni di euro a favore dei confidi per rendere agevole l'accesso al credito delle imprese. Altre misure saranno valutate entro fine anno. Attendiamo un intervento in sede nazionale e soprattutto europea, conclude, per far fronte al caro energia e al rischio recessione. E proprio i contributi alle aziende per luce e gas, assieme al credito d'imposta voluto dal governo, sono stati oggi al centro di un convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Udine. Il caro bollette sta mettendo in difficoltà le imprese, ma quali sono gli strumenti che le aziende hanno a disposizione per attenuarne gli effetti? È la domanda al centro del convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Udine, svoltosi oggi nella sede di Via Carducci. 2 provvedimenti presi in esame, i ristori della Regione Friuli Venezia Giulia e il credito d'imposta. Il ristoro della Regione è dedicato alle piccole e medie imprese, prevede un ristoro di 1.000, 1.500 o 2.000 a seconda della tipologia dell'impresa, ma bisogna dimostrare questa maggiore spesa per energia nel 2022 rispetto al 2021. Più complesso il credito d'imposta voluto dal governo. Il credito d'imposta spetta solo nel caso di un incremento di spesa per energia e gas nel 2022 rispetto al 2019 e bisogna fare un calcolo specifico tra kilowattora e costi effettivi del solo costo di energia per determinare l'importo del credito d'imposta spettante. Ecco, questo passaggio è particolarmente delicato in quanto è un utilizzo di un credito che, se non spettante, naturalmente porta anche delle sanzioni. Al convegno, organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri, hanno partecipato anche la Regione e Confindustria Udine. Fare squadre in un momento del genere è importante perché dà grossi risultati in termini naturalmente di servizi ai nostri iscritti, alle nostre imprese e direi al sistema economico-sociale in generale. La cronaca spaccata nella notte alla Viterie Friulane di Tavagnacco.
Hanno agito in due nella notte, molto probabilmente dopo aver effettuato un sopralluogo in pieno giorno. A riprendere la loro azione sono state le telecamere di videosorveglianza. La spaccata è stata messa a segno alla Viterie Friulane di Tavagnacco in via Nazionale, che si occupa della distribuzione all'ingrosso di viteria, bulloneria e utensileria professionale per industrie, ferramenta e artigiani. Molto del materiale in esposizione è stato rubato. Per portarlo via, i malviventi lo hanno caricato in un bidone per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il danno ammonterebbe a circa 10.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. È stato avvisato io dalla vigilanza intorno alle 2 di mattina per un furto. Sono arrivato qua sul posto e diciamo che hanno agito in pochissimi minuti, sono entrati, nonostante l'allarme, sono entrati dal portone sul retro e hanno caricato in fretta e furia tutto quello che era esposto qua in negozio, sia attrezzatura, elettroutensili. Giusto ieri è entrato un signore chiedendo informazioni su del materiale e sembrava appunto un po' sospetto. Lui, facendo sopralluogo il pomeriggio, ha studiato bene la situazione e ha agito in quei pochi minuti, tant'è che ho trovato stamattina soltanto un coperchio del bidone e della carta, quelli industriali che abbiamo noi per le immondizie, che hanno usato appunto come contenitore, anche perché ho riconosciuto un attimo dalle telecamere interne la fisionomia, nonostante alla sera dopo sia venuto con passamontagne con un collega, ma diciamo che era facilmente riconoscibile dalla sua struttura fisica, diciamo. Un uomo di 80 anni è stato colto da un arresto cardiocircolatorio dopo essere caduto da un albero che stava potando nel giardino di casa sua in via Trieste a Pavia di Udine. Dalle 3 soccorsi è stato il figlio. L'uomo, dopo essere stato rianimato, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Un uomo è rimasto seriamente infortunato dopo il decollo con il proprio deltaplano dal Monte Valinis. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi in una zona difficilmente raggiungibile dai mezzi, tanto che è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo ha riportato numerose fratture, soprattutto alle anche, è stato raggiunto da una squadra dei Vigili del Fuoco di Maniago e poi consegnato alle cure del personale sanitario che lo ha elitrasportato all'ospedale di Udine. Un imprenditore udinese è stato condannato per bancarotta. Al centro del processo il fallimento di un'agenzia immobiliare a Maiano. Era accusato di bancarotta documentale preferenziale in relazione al fallimento di un'agenzia immobiliare. Antonello Matiz, imprenditore udinese di 56 anni, è stato condannato dal Tribunale Collegiale di Udine a 1 anno di reclusione pena sospesa. I giudici hanno riqualificato l'imputazione di bancarotta documentale in bancarotta semplice. Il PM, Elenato Resin, aveva chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi di carcere. I fatti risalgono al 2019, anno in cui la Diesel Friuli SRL di Maiano fu dichiarata fallita dal Tribunale di Udine. Secondo il capo di imputazione, Matiz non consegnò alcuni libri e scritture contabili al curatore fallimentare e favorì un creditore a danno degli altri, effettuando un conguaglio tra un debito di 127.000 euro con un ex socio e un credito dello stesso valore. Siamo parzialmente soddisfatti, spiega il difensore, l'avvocato Luigino Bottoni, per la riqualificazione del primo reato. Attendiamo le motivazioni per valutare un eventuale ricorso, conclude. Un cittadino romeno di 38 anni è stato arrestato nelle scorse ore vicino al confine con la Slovenia mentre tentava di rientrare nel suo paese d'origine a bordo di una corriera. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per inosservanza del divieto di avvicinamento e per maltrattamenti in famiglia, è stato identificato dai carabinieri di Aurisina e portato al carcere di Gorizia. Si era infatti reso responsabile di maltrattamenti ai danni della sua ex compagna, una giovane cameriera ucraina fuggita dalla guerra, conosciuta a Rimini. Aveva iniziato a picchiarla, pedinarla e inseguirla dopo una breve relazione, violando anche il divieto di avvicinamento poi imposto dalla questura. Controlli nella notte allo scalo ferroviario di Udine hanno portato alla denuncia di 6 persone per invasione di edifici e un deferimento per detenzione illecita di stupefacente. Tutto è accaduto in uno stabile abbandonato dove gli agenti di polizia hanno rintracciato 6 persone, una cittadina italiana e 5 pakistani.
titolari o in attesa di protezione internazionale. Grazie all'utilizzo di unità cinofile, un senzatetto è stato trovato in possesso di 39 grammi di hashish. Questa mattina tutta l'area è stata messa in sicurezza e i varchi dell'edificio sono stati murati. Permangono gravi ma stabili le condizioni di Enzo Cagnero, il patron delle tappe friulane del Giro d'Italia, ricoverato da una settimana in ospedale dopo un malore. Al momento il commercialista udinese si trova ricoverato all'ospedale di Udine, come ci ha raccontato la moglie Laura, nel reparto di semi-intensiva. Il quadro è complicato, ma dobbiamo essere ottimisti, dovrà rimanere in quel reparto almeno per una settimana, ha detto Laura, affiancata dai figli Marco e Andrea, e poi probabilmente sarà trasferito in neurologia. È morto nella notte nella sua abitazione Gigino Di Biasio, storico ristoratore, 59enne, colonna portante della cultura resiana. La Varese sgomenta da qualche ora dopo la notizia che, come una valanga, ha travolto chi voleva bene conosceva Gigino Di Biasio, storico titolare dell'Osteria La Speranza di San Giorgio di Resia, colonna portante della cultura di un'area che la vittima conosceva molto bene. Gigino è stato trovato privo di vita nella sua camera da letto dalla sorella Dorina. Inutile ogni tentativo di soccorrerlo, era già aspirato con una mano al cuore e un'altra a terra. Ad uccidere Gigino, 59 anni, compiuti lo scorso giugno, probabilmente un infarto. Ieri sera il 59enne era apparso stanco, affaticato e i suoi cari gli avevano consigliato di andare a coricarsi. Nella notte l'arresto cardiaco che non gli ha dato scampo. Di Biasio, oltre a dedicare anima e cuore per la sua attività tra le più antiche del Friuli, era uno tra i principali sostenitori del gruppo folcloristico della Varresia, amava suonare la buncula ed era tra i principali organizzatori del Carnevale resiano. Una tragedia per tutta la comunità, spiega il sindaco Anna Micelli, viene a mancare un pilastro del nostro paese. Stavamo lavorando a dei progetti per l'accoglienza intitolati Vieni a vivere e a lavorare in montagna con la cooperativa Cramars. I funerali di Gigino si svolgeranno sabato alle 15 nella pieve di Santa Maria Assunta a Prato di Resia. Stasera e domani alle 20 presso l'abitazione di Di Biasio verrà recitato il Santo Rosario. Il Comune di Resia ha lanciato un appello urgente a tutti i medici per coprire il posto vacante nell'ambulatorio. In assenza i mutuati potrebbero venire ridistribuiti in strutture o studi distanti con difficoltà evidenti per i pazienti fragili o anziani. L'amministrazione ha detto di essere pronta a mettere a disposizione alloggio e ambulatorio gratuitamente. In Friuli Venezia Giulia tra il 5 e l'11 ottobre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 1.163 e si evidenzia un aumento dei nuovi casi del 18,1% rispetto alla settimana precedente. Sono sopra la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica e in terapia intensiva, a rilevarlo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. A Udine sono in arrivo nuove regole per la mobilità nel centro città. Al via Udine la prima fase per l'introduzione di nuove regole per il transito dei veicoli nel centro storico. Dopo l'ultimo incontro con i portatori di interessi diffusi che negli anni hanno partecipato alla discussione dell'organizzazione del centro, sono stati stabiliti due disciplinari diversi, uno per l'area pedonale e l'altro per la zona a traffico limitato. Nella prima l'accesso alle auto sarà completamente inibito, salvo particolari eccezioni, mentre nella ZTL sarà incrementato il numero degli stalli destinati al carico-scarico. I disciplinari dovranno ora essere passati al vaglio della giunta comunale, ma il primo passo è il ritiro dei vecchi permessi d'accesso. La polizia locale avviserà chi ha i permessi, adesso sono 8.000 permessi, che mi pare esagerato perché sono sempre stati rinnovati ormai da 15 anni a questa parte. Noi ritireremo e riconsegneremo a chi ha effettivamente diritto i permessi. I commercianti sono d'accordo di avere ulteriori limitazioni e restrizioni? Potranno avere la fornitura del materiale come hanno in tutte le città, praticamente nelle zone limitrofe, quindi non ci sono problemi da quel punto di vista. Abbiamo raccolto alcuni pareri sul nuovo regolamento. In vista del nuovo regolamento per la mobilità del centro, i pareri sono discordanti a partire da chi sostiene che non è con la sola viabilità
che si può valorizzare un centro storico. Questa amministrazione comunale ha iniziato sperimentando l'apertura al traffico, poi ha chiuso, poi ha fatto i lavori, poi ha tornato a chiudere, poi è tornato a aprire, poi ha fatto 2 navette che come le rete parallele non si incontravano mai, ha tolto gli autobus, li ha rimessi, insomma non si capisce quale sia il progetto per il centro storico. Sulla chiusura totale alle auto i commercianti sono divisi. Io ho visto un grande passeggio di cani e di biciclette, sì, a livello di passaggio, sì. La passeggiata non mi sembra che tanto si fa in mezzo alla strada, non si fa più in mezzo ai portici. Si passa il cane, ci si ferma al bar, sì, però quello che funzionano sono gli ambienti. Sono d'accordo, le chiusure al traffico come stanno adesso a me va benissimo. Se per l'utilità di certe persone che non riescono a venire in centro ci fosse un piccolo mezzo. Confcommercio dal canto suo ha presentato diverse proposte che però non sono state ancora recepite, spiega il vicepresidente provinciale Fabio Passon, sottolineando che la posizione di Confcommercio è di dialogo e di apertura nei confronti dell'amministrazione comunale. Quello che a noi sta a cuore, afferma Passon, sono gli stalli carico e scarico per le attività all'interno dell'area pedonale e una regolamentazione chiara ed efficiente per gli accessi di chi vi lavora. E conclude evidenziando che non c'è ancora una perimetrazione chiara per quanto riguarda Piazza 20 Settembre. E restando a Udine è stata sprangata definitivamente la scalinata di Borgo Stazione, che era diventata ritrovo per spacciatori e tossicodipendenti. Il piccolo e angusto spazio posizionato a pochi metri dalla stazione di Udine da tempo era diventato un covo di ritrovo per spacciatori tossicodipendenti. Come promesso dall'assessore di Udine Alessandro Ciani è stato interdetto definitivamente l'accesso al sottopasso pedonale che un tempo collegava Viale Europa Unita a Via della Cernaia in Borgo Stazione. Nonostante il tunnel fosse stato sprangato da Ferrovie dello Stato già nel 2016, i suoi scalini di accesso erano oramai diventati un luogo di spaccio e consumo. Protetti e ben nascosti da occhi indiscreti, rappresentavano un covo ideale per tossicodipendenti e sbandati. Di mattino veniva utilizzato come Vespasiano, nel tardo pomeriggio invece come luogo dove bucarsi e sniffare. Non di rado infatti era facile trovare a terra siringhe, carte stagnole, lacci emostatici, preservativi e altri oggetti utilizzati dai dipendenti di crack e eroina. Dopo le proteste esternate dai negozianti e da alcuni residenti della zona, lo scorso maggio il comune aveva garantito che una soluzione condivisa era stata trovata al tavolo indetto in prefettura con questura, Polfer e Ferrovie Italiane. Proprio in quell'occasione l'assessore alla sicurezza Ciani aveva definito quello spazio uno scempio, un ricettacolo da sigillare. Detto fatto, dopo 4 mesi di attesa, lunedì scorso una enorme grata di ferro è stata posizionata sopra i gradini che portano al tunnel, rendendo impossibile l'accesso fisico a quella che oramai molti udinesi definivano la scalinata della droga. In città oggi ha fatto la sua prima fugace apparizione la statua dedicata a Carlos Gorlón. Prove tecniche oggi a Udine di installazione della statua dedicata allo scrittore Carlos Gorlón in piazzetta Marconi. Nel punto prescelto saranno tolti i tavolini del bar per dare respiro alla statua bronze a grandezza naturale, opera dello scultore Calogero Condello. Tra la curiosità dei passanti è stata scoperta e messa in posizione tale da dare la sensazione che lo scrittore si stia dirigendo verso la biblioteca comunale. Ricorda proprio la sua entrata in biblioteca, luogo che, ripeto, lui ha frequentato tante volte per approfondire, per documentarsi sui temi che poi ha sviluppato nei suoi romanzi. Il problema è che però qui ci sono dei tavolini, cioè in esterno. No, i tavolini verranno arretrati, non ci sarà questa situazione che vediamo adesso. La statua sarà proprio da sola e sarà individuata benissimo dai cittadini che passano in questa parte della città. L'opera dovrà ora essere ancorata al terreno, pronta per l'inaugurazione ufficiale che è prevista tra una settimana. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Tra poco Sport FVG e a seguire le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.